Il sindaco di Agrigento Miccichè e Gabriella Costantino sul protocollo d'intesa Conoscere Agrigento. Le televisioni locali non devono chiudere. Al nostro telegiornale l'opinione di Enzo Di Natali. Ad Agrigento l'acqua si perde per strada, malgrado le segnalazioni. Tutti assieme per il bene comune a Favara, incontro che coinvolge anche l'amministrazione comunale. Oltre 200 i nuovi alunni all'Istituto Fermi. Benvenuti su TVA Notizie. Arturo Cantella ha intervistato il sindaco di Agrigento Miccichè e Gabriella Costantino sul protocollo d'intesa Conoscere Agrigento. Il sindaco parla anche della fondazione che riguarda la capitale della cultura. Un protocollo d'intesa oggi con l'associazione Conoscere Agrigento. Su quale base e su quali presupposti, sindaco? Conoscere Agrigento è un'associazione che principalmente vuole curare l'aspetto culturale e artistico della nostra città, lusingato di essere qui e essere anche uno degli attori principali, perché Agrigento, che è una città di cultura, lo è sempre stata. Penso che avere dei concittadini che si spendono anche in maniera gratuita con un massimo impegno per le bellezze culturali del nostro territorio, penso che sia una cosa molto molto importante. Sindaco, dopo la costituzione della fondazione, quali esiti sono arrivati? Quale richiesta? C'è un gran fermento in città e non solo? Sì, c'è un gran fermento. Ora andremo anche alla commissione del comitato tecnico-scientifico, ci sarà anche la formazione dell'assemblea dei partecipanti. Già abbiamo messo in essere quello che da un anno è stato per ora nascosto, finalmente possiamo uscirlo fuori. A breve il fermento sarà massimo, sarà coinvolta l'intera cittadinanza, per non parlare poi degli artisti che verranno anche d'oltreoceano. La scelta della figura di Giacomo Minio cosa rappresenta per la città e per la fondazione? Ma è un valore aggiunto. Giacomo Minio è una persona di spessore, una persona di cultura, l'ho voluta fortemente io, e tra la rosa dei componenti del CDA mi sembra una persona idonea, e già non mi nascondo che già è in pieno fermento, lavora anche già lavorato in tempi strettissimi, sta portando avanti delle iniziative. Domani ci sarà un'altra riunione informale, ma già abbiamo tutte le idee chiare. Ecco, quanto è importante questo protocollo e quali saranno i progetti futuri che curerete insieme, in sinergia con l'amministrazione comunale? Allora, intanto ringrazio il sindaco per la disponibilità che ci ha dato, che si suggella oggi col protocollo d'intesa, con cui inizia appunto questa proficua collaborazione che ci dà l'opportunità come associazione culturale di dare un piccolo anche contributo alla conoscenza della nostra città, dei nostri beni culturali, soprattutto nel nostro centro storico. La Valle dei Templi è stata sempre molto attenzionata e chiaramente resta la Valle dei Templi, però devo dire che noi abbiamo un centro storico che è stato abbastanza trascurato e speriamo di poter dare il nostro contributo attraverso la conoscenza, perché la conoscenza è la prima forma di tutela e di valorizzazione. Se non si conosce il bene non si può né tutelare né valorizzare. Sono tanti beni nascosti in città che magari sono poco conosciuti. Sì, intanto abbiamo dei palazzi nobiliari, abbiamo con degli stemmi nascosti, abbiamo un parco urbano potenziale che si dovrebbe su cui si dovrebbe iniziare a lavorare, il recupero delle porte, dei palazzi storici, della salita di via Sant'Antonio nel piano Barone con i palazzi nobiliari, tante altre cose. Questo parlo come competenza del comune, sì. Poi ogni istituzione ha le sue competenze. Anche in vista di Capitale Agrigento 2025? Sì, perché oltre alla Valle dei Templi, e ritengo se un punto in cui insistere sia il Rabbato, che è il quartiere degli artigiani, che potrebbe essere il terzo polo di Agrigento dopo la Valle e la Via Duomo, ricostituendo intanto il museo antropologico, dove dovrebbero andare tutti i materiali che al momento sono a Santo Spirito, che è la casa madre della badessa e prima ancora di Marchisia Prefolio, quindi non c'entra niente con l'etnoantropologico, che però il dottore Biondi, non avendo altri spazi, mise là appunto per salvare il patrimonio.
ma il comune possiede tanti immobili nel Rabbato ed è giusto che là si crei il musetto antropologico e non soltanto, anche un punto di arte contemporanea, di installazioni, di laboratori di ceramica, di ricostituzione dei negozi storici, in modo che anche il turista che si è recato 30 volte alla valle ha un motivo per venire ad Agrigento, perché va a vedere, passa una giornata a Rabbato. Le televisioni locali non devono chiudere. Ascoltiamo l'opinione del professor Enzo Di Natali. Professore Di Natali, un appello per le TV locali del territorio, considerando che c'è una situazione di grande crisi, addirittura Radio Shack ha anche chiuso qualche giorno fa i battenti, un terreno che si impoverisce da un punto di vista informativo, culturale ed editoriale. Dopo la chiusura di Teleradio Sciacca, mi chiedo e ci chiediamo chi sarà la prossima televisione a chiudere. È un grosso punto interrogativo. La chiusura di Teleradio Sciacca deve davvero far pensare molto a tutti, perché chiude una televisione che ha una storia più che quarantennale, che è stata presente nel territorio, che ha fatto un grande servizio alle associazioni culturali, al mondo politico, alle istituzioni, alle parrocchie. Chiude una televisione che possiede un grande patrimonio storico nel proprio archivio. Per cui questo deve farci riflettere tutti, perché tutti abbiamo attinto dalle televisioni locali presenti nel nostro territorio. Hanno attinto le scuole, hanno attinto le associazioni culturali, le istituzioni, il mondo politico, le parrocchie. E non è possibile che le televisioni chiudano. Qui, mentre faccio questa intervista, c'è la scritta TVA, Televideo Agrigento, una televisione storica. E allora il nostro compito, quello di aiutare le televisioni, cercando di parlarne nelle nostre associazioni, nel nostro ambiente, parlarne ovunque e anche fare davvero qualcosa, perché non è possibile rinunziare al servizio che fanno con abnegazione, con impegno ogni giorno a favore della informazione. Se finisce l'informazione locale, finisce tutto. Mentre il presidente della regione invita a non sprecarla, l'acqua d'Agrigento si perde per strada, malgrado le segnalazioni. Il servizio di Arturo Cantella. La Diconsum di Agrigento, per tramite la responsabile provinciale Ilenia Capodici, fa presente che da diversi giorni esiste una copiosa perdita d'acqua all'angolo tra la via Monsignor Ficarra e la via Madonna delle Rocche in Agrigento, come si vede da questo video. Nonostante le diverse segnalazioni fatte dalla Diconsum e qualche sporadico intervento da parte dei tecnici della società AICA, purtroppo si assiste puntualmente ogni settimana a un notevole perdita d'acqua che fuoriesce dalla strada senza che a oggi si sia posto un rimedio risolutorio a tale gravosa situazione. La perdita va avanti da parecchi mesi, dichiara la Diconsum, causando situazioni di pericolo alla viabilità stradale, essendo la strada molto trafficata non soltanto dagli abitanti del posto, ma anche da tanti studenti e insegnanti che la attraversano per raggiungere scuole e uffici, quindi ad alto rischio di incidenti stradali, oltre al fatto, continua la nota della Diconsum, che assiste spesso a dei cedimenti strutturali del manto stradale. Non si comprende perché a oggi il problema della perdita non sia stato risolto. Si parla di emergenza della siccità, di crisi idrica e poi non facciamo nulla per tamponare le innumerevoli perdite d'acqua che insistono nel territorio in termini di costo. Il paradosso tra i paradossi, noi cittadini paghiamo 2 volte l'acqua che riceviamo nelle nostre abitazioni, afferma la Diconsum, e l'acqua che invece si perde per strada. Inoltre ricordo a me stessa e non solo che oltre a pagare quei pochi servizi che riceviamo, paghiamo anche per i disservizi che subiamo. Ma di tutto ciò di chi è la colpa? Della politica, delle istituzioni, del management di AICA, che tra l'altro paghiamo profumatamente.
Come mai i vertici dell'AICA non incontrano i rappresentanti dell'Associazione dei Consumatori che da tempo con becche e telefonate chiedono di conoscere a che punto siamo? In una società civile è normale che i cittadini non debbano sapere cosa AICA stia facendo per risolvere gli atavici problemi legati alle perdite idriche, alle continue rotture, alle condotte principali, alle sospensioni improvvise dei turni di erogazione dell'acqua, agli allacci abusivi, alle condotte idriche, che a quelle fognarie, al funzionamento dei depuratori, alla potabilità dell'acqua, alla mancata applicazione delle tariffe sociali, per aiutare le famiglie che si trovano in situazioni economiche svantaggiate, all'adeguamento delle utenze da forfettare idrometriche, alla mancata istituzione di una commissione di conciliazione per dirimere le controversie via extragiudiziale, alla creazione di uno sportello in forma utenti che mette il cittadino nelle condizioni di poter ricevere in modo celere quelle informazioni che gli necessitano. Siamo a quasi 3 anni dalla gestione pubblica di un servizio essenziale da parte di una società consortile gestita da sindaci e non abbiamo ancora colto nessuna differenza, purtroppo, rispetto al passato. Questo quanto denunciato dalla responsabile provinciale dell'Adiconsum, Ilenia Capodici. Mettere a disposizione la propria esperienza per il bene comune. A Favara un incontro che coinvolge la Chiesa e l'amministrazione comunale. Giuseppe Moscato. Le associazioni di Favara si incontrano e si confrontano tra di loro, ma anche con la Chiesa e l'amministrazione comunale, per cercare di concordare forme di collaborazione tra le stesse associazioni e le istituzioni. L'incontro si è tenuto ieri sera nell'aula consiliare del comune di Favara, presenti il sindaco Antonio Palumbo, il suo vice Antonio Liotta, l'arciprete Donnino Gulli e con loro diversi rappresentanti di associazioni culturali, di volontariato e del terzo settore di Favara. La riunione è stata promossa e voluta dall'associazione Unitre Empedocle, che è riuscita a coinvolgere diverse realtà sociali e culturali di Favara che hanno risposto all'appello per fare rete e spendersi per il bene comune. Da sempre a Favara le associazioni rappresentano uno strumento indispensabile nella vita sociale, culturale, artistica e di impegno, un punto di forza per cercare di dare risposte ai nuovi e vecchi bisogni della città. Su questa direzione si è sviluppato il primo incontro, un confronto propositivo per gettare le basi per poter contribuire in maniera fattiva e tutti insieme allo sviluppo socio-economico della città. Ma sentiamo alcuni di loro. Abbiamo voluto questo incontro, l'abbiamo creato addirittura, l'abbiamo promosso, perché riteniamo che sia arrivato il tempo, sia maturato il concetto essenziale dello stare assieme. Vogliamo dare un contributo al nostro paese, anche perché c'è un fatto, abbiamo la nostra esperienza, la nostra vissuta. Noi per esempio dell'Unitre siamo dei professionisti che abbiamo fatto la nostra vita, che stiamo dando un contributo valido, che stiamo accanto all'amministrazione nelle cose giuste, valide per la società. Noi non siamo per i partiti o facciamo politica. Noi, questo nostro raggruppamento, abbiamo fatto già un forum provvisorio per quanto riguarda, diciamo, l'organo. Questa è stata l'occasione perché abbiamo visto che c'è stata questa grande volontà di allargare, di invitare tutte le associazioni e fare in modo tale che si iniziasse a fare un discorso pratico, serio, per quanto riguarda l'interesse Favara. Stasera siamo stati presenti qui, io con tutta la mia associazione, un'associazione giovanile, un tessuto giovanile importante. Io mi vanto di tantissimi associati che operiamo in tutta la cittadinanza. Siamo davvero contenti perché oggi, stasera, in questa sede del Consiglio Comunale si è tenuta una riunione davvero importante, un confronto con tutte le associazioni, un obiettivo comune che è quello della coesione, di mettere in atto delle progettualità, degli obiettivi che portano benefici in tutta la cittadinanza. Sì. È stata una riunione interessante anche perché ha fatto ancora una volta emergere quel bisogno che più volte è emerso, un bisogno di stare insieme, di fare le cose insieme, un bisogno di unità che ci può aiutare nel perseguire obiettivi comuni, e ci si è accorti che
è arrivato il momento di superare quel rischio che è il rischio della frammentazione, perché organizzare tante cose sì, può essere un momento, ma fare qualcosa insieme, perseguire insieme gli obiettivi comuni, per cui questo incontro penso che ci potrebbe portare a trovare delle forme di incontro e di organizzazione tra le associazioni per il bene della città. Lasciare da parte l'io per introdurre fortemente il noi. Assolutamente sì, non è più il tempo di parlare al singolare, è arrivato il tempo di parlare al plurale e questo sancisce il desiderio comune di tutti e io non posso che essere d'accordo con il desiderio di tutte le associazioni. Sindaco, se dovessi fare proprio una sintesi di quello che è successo questa sera. Vabbè, la sintesi è chiara, intanto la soddisfazione di poter ospitare un incontro del genere in quella che è la Casa della Democrazia della nostra città, che è la sede del Consiglio Comunale, quindi dove noi ci confrontiamo, e poi è emersa chiara la volontà non solo di stare assieme, perché vedi, le esperienze di stare assieme già Favara le dimostrate con la Festa della Legalità, ma con 1000 altre iniziative, ma nello stare assieme concretamente. Quindi stasera sono venute fuori diverse spunti, diverse iniziative, ci siamo dati un cronoprogramma chiaro. Noi come amministrazione abbiamo messo a disposizione quella che è la nostra macchina, soprattutto l'utilizzo dei beni comunali, ad esempio come l'utilizzo dei beni confiscati, che speriamo nel breve tempo possibile mettere a disposizione anche tramite delle idee che sono venute fuori di coordinamento. A breve lanceremo un avviso pubblico alle associazioni presenti sul territorio per fare un elenco chiaro di quali sono le associazioni, con quale finalità, chi li rappresenta, e chiederemo pure un programma comune da poter mettere a disposizione delle altre associazioni e da realizzare. Sono oltre 200 i nuovi alunni che hanno scelto di frequentare l'Istituto Fermi di Aragona. Arturo Cantella. Ottimo il bilancio delle iscrizioni nelle prime classi dell'Istituto Fermi di Aragona. Si oltrepassa la soglia dei 200 nuovi alunni per l'anno scolastico 2024-2025. I dati parlano chiaro, i giovani scelgono percorsi di apprendimento che sviluppano sin dal primo anno, competenze spendibili subito nel mondo del lavoro e le trovano agevolmente all'Istituto Fermi di Aragona. Le cifre registrate quest'anno ci rendono orgogliosi, sottolinea la dirigente scolastica dell'Istituto Enrico Fermi di Aragona, Elisa Maria Enza Casalicchio, e ci permettono di affermare che questo risultato è il frutto della sempre costante attenzione all'ampliamento qualitativo della nostra offerta formativa, alle tendenze del mondo del lavoro. Da qualche settimana la nostra scuola, ricorda la dirigente Elisa Casalicchio, è stata accreditata Erasmus Plus e ciò permette di offrire esperienze che aprono strade internazionali alla formazione dei nostri studenti. Pietra d'angolo del nostro istituto è sempre stata quella di mettere gli alunni nelle condizioni di conseguire una maturazione umana globale e internazionale. E ad Aragona una mostra fotografica che testimonia la dura condizione dei lavoratori in miniera. L'iniziativa è della CGIL ed avviene in occasione della intitolazione prevista per domani pomeriggio della locale Camera del Lavoro, che si chiamerà Francesco Marotta, storico leader dei minatori. Incontro con Alessandro D'Avenia al Teatro Pirandello per iniziativa del Liceo Classico e Musicale di Agrigento. Arturo Cantella. Il Liceo Classico Empedocle organizza oggi un incontro con Alessandro D'Avenia, un autore che parlerà di Ulisse e della sua Odissea. Sì, assolutamente, oggi è un altro appuntamento incorniciato all'interno del progetto Incontro con l'autore, che quest'anno è stato particolarmente ricco e significativo per il Liceo Classico e Musicale Empedocle. Ricordiamoci che il Ministero dell'Istruzione definisce Alessandro D'Avenia lo scrittore più amato dai giovani, quindi noi siamo profondamente orgogliosi di averlo oggi, tra l'altro in questo splendido luogo che è il Teatro Pirandello. Come ha detto bene lei, D'Avenia parlerà di Ulisse e dei 24 canti dell'Odissea, poema omerico
storico che i nostri studenti appunto già iniziano a conoscere fin dai banchi di scuola, quindi credo che la collocazione di questo autore all'interno del liceo classico sia veramente imprescindibile, proprio perché è oggetto di studio fin dai primi anni di scuola, gli anni del ginnasio. Sicuramente i ragazzi avranno tante curiosità, proprio perché ritrovarsi faccia a faccia con un autore, un professore che ha fatto un po' della letteratura anche la sua vita, diventa per loro motivo di anche spinta e motivazione interiore a proseguire con più entusiasmo gli studi classici. Io non ho nessun segreto, è la materia della vita quotidiana, insegno da 24 anni e credo che per poter parlare con un minimo di credibilità con i ragazzi bisogna entrare appunto in relazione con il loro cuore, e avendo io questa esperienza di 24 anni qualcosina adesso comincio a capire, e l'Odissea mi sembra, diciamo, l'autostrada per entrare in questo cuore. Quanto è importante dialogare con i ragazzi degli Ulisse e l'Odissea, che sono stati i capisaldi della nostra informazione culturale, della nostra istruzione culturale. Ma io, come dico sempre, l'Odissea è l'unica opera che noi utilizziamo come metafora della vita. Se diciamo che la vita è un'Odissea, qualche cosina, questo significa per la vita quotidiana. È di Ulisse, di Telemaco, di Penelope, di Sirene, sono piene le strade delle città. Partire da lì è affinare un po' gli occhi e cominciare a scoprire che dentro di noi c'è una chiamata ad essere eroi che forse oggi stiamo un po' dimenticando, perché così ipnotizzati come siamo da una cultura che ci porta sempre altrove, ci dimentichiamo che l'eroe ce l'abbiamo dentro. Un libro di riflessione. Ma è un libro che obbliga chiunque lo legga, e il problema è oggi che noi l'Odissea non la leggiamo più, a considerare qual è la propria Odissea personale. La prima metà del libro è un viaggio, ma noi ci dimentichiamo della seconda metà, in cui Ulisse arriva come un poveraccio nella sua terra Itaca e non è che viene riconosciuto come il grande eroe, è un povero che non è riconosciuto da nessuno, solo grazie alle relazioni fondamentali ritorna a essere Ulisse, il cane, il figlio, gli amici, la moglie, il padre. Forse questo ci dice che noi, che stiamo andando a cercare continuamente felicità fuori di noi stessi, dobbiamo rientrare in ciò che è essenziale, e l'Odissea non fa altro che ricordare. Quanto è attuale la figura di Ulisse oggi? Ma non è questione di essere attuale la figura di Ulisse, siamo noi che siamo antichi. Ulisse è lì da 3000 anni perché ci deve ricordare come si fa a vivere. Noi costantemente nella vita quotidiana ci dimentichiamo di vivere e dedichiamo la nostra vita a cose che non sono essenziali. Ulisse ci dice: vi volete svegliare? Che cosa è necessario? Come fa lui nella prima metà del viaggio, spogliarsi di tutte le cose inutili che abbiamo nella nostra esistenza, affrontare i nemici e le illusioni di destino, e nella seconda metà rindossare questo destino che è proprio nostro attraverso le relazioni essenziali. Itaca non è un posto da conquistare, sono le relazioni che Ulisse ricostituisce con le persone fondamentali della sua vita. Veniamo al ponte sullo Stretto, continuano gli interventi pro e contro. Ascoltiamo l'intervento di Enzo Conti Nibali, contrario al ponte. Noi dobbiamo prendere sul serio tutto quello che accade e dobbiamo su ogni cosa cercare di fare chiarezza e dire la verità. Non possiamo limitarci ad accettare una propaganda che viene raccontata per tanti motivi. Qualcuno dice che ci sono tanti conflitti di interessi, noi diciamo che c'è coincidenza di interessi, che è ancora più grave. L'associazione invece del ponte, ma tutti i comitati che si battono contro il ponte e la grandissima maggioranza dei cittadini messinesi che sono contro il ponte hanno necessità che vengano informati in maniera corretta e non strumentale. Questo è il primo passaggio. I cantieri aperti di quest'estate, gli espropri che potrebbero partire da un momento all'altro, gli annunci che sono ormai quasi quotidiani, ieri anche addirittura l'associazione dei costruttori di Messina che dice: noi siamo pronti a mettere la nostra parte, a mettere le professionalità. Quanto ci dobbiamo credere? Ci dobbiamo credere zero, ognuno fa la sua parte. Ho detto prima che c'è coincidenza di interessi tra gli ordini professionali, tra le associazioni costruttori, tra confederazioni imprenditoriali, ma quello non è il modello di sviluppo utile per la nostra città. Intanto dovremmo, prima di dire tutte queste cose, siamo pronti, ci dicono a che cosa. Ribadisco ancora una volta, dal 2011 ad oggi, in questi 13 anni, non è stato fatto assolutamente nulla
e lo dimostra anche questa pseudo relazione di aggiornamento che è stata presentata il giorno 15. Cosa significa avere a Palazzo Zanca adesso una commissione ponte che sta cercando di raccogliere dei pareri? Anche voi siete intervenuti, ma quanto può incidere questo palazzo rispetto a un iter che sembra già segnato? Io non so quanto possa incidere la Commissione Ponte, certamente può incidere moltissimo però chi in città ha ruoli istituzionali. Anzi, da questo microfono lanciamo un ulteriore appello al sindaco perché sia protagonista di quello che sta accadendo. Siamo in una situazione in cui invece vediamo qua siamo nell'attesa di che cosa? Nel 2022, novembre 2022, il vice sindaco Mondello disse: vogliamo essere protagonisti, qua abbiamo dovuto bloccare anche l'iter per il nuovo PRG. Dal novembre 2022 al febbraio 2024 come è stata protagonista questa città? Ecco, questo è un invito forte che facciamo senza nessun intento polemico, ma soltanto per dimostrare che veramente si vuole lavorare per la città. E adesso apriamo un'ampia pagina di cronaca. Per maltrattamenti in famiglia arrestate 2 persone dai carabinieri di Favara e Porto Empedocle, il servizio di Arturo Cantella. Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento hanno condotto diverse attività mirate a tutelare vittime di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia che hanno portato all'arresto in flagranza di reato degli autori. In particolare i carabinieri della tenenza di Favara sono intervenuti a seguito di richiesta di aiuto pervenuta alla centrale operativa per la presenza di un 29enne in stato di alterazione che minacciava e insultava la propria convivente. I militari immediatamente giunti presso l'abitazione della vittima lo hanno trovato in stato di alterazione e in possesso di un coltello con una lama di lunghe dimensioni. I carabinieri hanno così proceduto all'arresto in flagranza indifferita dell'uomo, così come previsto dalla normativa del codice rosso, in quanto la denuncia della vittima e gli immediati accertamenti hanno permesso di appurare le diverse minacce di morte che lo stesso aveva inviato durante la giornata tramite dei messaggi alla donna. È stato sempre a seguito di richiesta giunta al numero unico di emergenza che i carabinieri della stazione di Porto Empedocle sono intervenuti presso l'abitazione di una trentenne che stava subendo aggressioni fisiche e verbali dal proprio padre convivente, successivamente tratto in arresto. In entrambi i casi è stato accertato che le condotte violente erano state reiterate nel tempo. Gli arrestati sono stati rispettivamente tradotti presso la locale casa circondariale e sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. La costante presenza dell'Arma dei Carabinieri a presidio del territorio è volta a dare risposte concrete e rapide a tutela delle persone più fragili. E altre 2 persone sono state arrestate per droga dalla polizia a Licata. La Polizia di Stato di Agrigento continua nella sua costante attività di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Durante la notte i poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Licata, su disposizione del questore Tommaso Palumbo, hanno effettuato un servizio di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti nel territorio di Licata, sottoponendo a controllo un'autovettura di grossa cilindrata con a bordo un uomo e una donna di origine proprio di Licata. La coppia sin da subito ha mostrato segni di agitazione, nervosismo, tanto da indurre gli agenti a effettuare un'accurata perquisizione del veicolo all'interno del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Licata, dove è stato rinvenuto un panetto di cocaina dal peso complessivo di chilogrammi 1,250, occultato all'interno della macchina. Alla luce di ciò la coppia è stata arrestata in flagranza di reato di detenzione in concorso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura di Agrigento, in attesa della convalida, ha disposto la custodia in carcere nei confronti dell'uomo e gli arresti domiciliari per la donna. Le indagini sono in corso e la responsabilità penale degli arrestati non sono ancora accertate in via definitiva. Sequestro di beni di oltre 2 milioni di euro a Messina. L'operazione della Guardia di Finanza a carico di 5 persone. Il servizio da Messina.
Questa mattina i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito 5 decreti di sequestro patrimoniale emessi dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Messina su richiesta della locale Procura distrettuale della Repubblica nei confronti di 5 soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Gli odierni provvedimenti, estesi anche ai familiari dei 5 soggetti destinatari delle investigazioni, originari di Sant'Agata di Militello e Tortorici, scaturiscono dalla puntuale ricostruzione del profilo soggettivo di pericolosità delle persone proposte, sviluppata attraverso le risultanze delle molteplici iniziative investigative avviate nel tempo dalla Procura Peloritana e dalla Guardia di Finanza di Messina. Di particolare rilievo è risultata la valorizzazione delle evidenze giudiziarie emerse nel procedimento Nebrodi, che nel gennaio 2020 ha consentito di delineare i contorni di una complessa organizzazione criminale di matrice mafiosa, riferibile a 2 articolazioni del gruppo dei Tortoriciani e quello dei Batanesi, quella dei Bontempo Scavo, coinvolte nella commissione di plurime attività illecite nel territorio nebroideo. Le investigazioni hanno documentato la costante operatività di tali compagini criminali nella provincia peloritana, accertando una peculiare propensione alla commissione di illeciti nel redditizio settore delle truffe in agricoltura, per l'ottenimento indebito di fondi comunitari. Mirati approfondimenti economico-patrimoniali hanno consentito di svelare la disponibilità di beni in capo ai soggetti investigati ed ai loro familiari, in misura sproporzionata rispetto ai redditi illeciti dichiarati, dimostrando la stretta correlazione temporale tra i comportamenti antisociali documentati e l'illecito arricchimento accertato. La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Messina, sulla scorta dei dettagliati elementi investigativi raccolti dagli specialisti del GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina, ha disposto le misure di prevenzione patrimoniali, ritenendo la pericolosità che riguarda gli indiziati di appartenere ad un sodalizio di stampo mafioso che riguarda gli indiziati dei delitti di truffe in danno della AGEA del decreto legislativo numero 159/2011. I provvedimenti riguardano complessivamente numero 2 compendi aziendali comprensivi dei relativi beni patrimoniali attivi nel settore agricolo, numero 42 immobili di cui numero 8 unità immobiliari e numero 34 terreni, numero 22 depositi al risparmio, numero 21 conti correnti, numero 14 polizze vita e numero 2 quote societarie, nella disponibilità diretta o indiretta o comunque riconducibili ai proposti per un valore stimato di oltre 2 milioni di euro. Il provvedimento eseguito non ha carattere di definitività, rimanendo pertanto salve eventuali diverse valutazioni nelle successive fasi di giudizio sul profilo della pericolosità sociale e sulla sperequazione economica rilevata. Arrestato a Palermo dalla Guardia di Finanza il re dei surgelati. Il re dei surgelati di Palermo, Salvatore Vetrano, ritenuto vicino a Cosa Nostra, è stato arrestato insieme ad Anna Bruno, figlia del boss Giuseppe Bruno, nell'ambito di un'indagine per frode fiscale transnazionale su prodotti ittici importati a Genova. All'imprenditore Vetrano è stata contestata anche l'aggravante di agevolare Cosa Nostra. Secondo le indagini condotte dalla Guardia di Finanza, che ha eseguito 5 arresti e un sequestro da 3 milioni di euro in Italia e all'estero, Salvatore Vetrano e gli altri indagati avrebbero creato un sistema di società cartiere per evadere il pagamento delle tasse tramite fatture inesistenti e dichiarazioni fraudolente. I militari del Comando Provinciale di Genova e del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata, coordinato dai procuratori Federico Manotti e Giancarlo Vona, hanno eseguito 2 diverse ordinanze cautelari personali e reali emesse dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Antiterrorismo, anche nei confronti di Mauro Castellani, Giuseppe Licata e Sebastiana Germano. In totale sono 12 le persone indagate, alcune residenti in Liguria o titolari di società con sede nella regione. Le accuse a vario titolo sono molteplici: associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissioni di fatture per operazioni inesistenti e omesso versamento IVA, aggravati dalla transnazionalità.
Nel corso dell'operazione, nella casa di Palermo di uno degli indagati sono stati trovati 3 pacchi contenenti oltre 1 milione di euro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori delle Fiamme Gialle, l'associazione, attraverso società con sede in Spagna, Portogallo e Italia, che avevano come amministratore di fatto e socio occulto Vetrano, avrebbero messo in atto una serie di frodi IVA per generare crediti non dovuti. Nuovi guai dunque per l'imprenditore 53enne, a cui già in passato erano stati confiscati dallo Stato beni per oltre 20 milioni di euro. Parla ai giornalisti Marco Rocca, il nuovo avvocato dei complici di Altavilla Milicia. 3 ore di colloquio con Massimo Carandente e Sabrina Fina, in cui sono apparsi provati, sconvolti, addolorati per le vittime di Altavilla. Hanno raccontato comunque una versione che non coincide con quella finora emersa. Cosa hanno dichiarato? Allora, quanto hanno dichiarato io non posso riferirlo, li posso anticipare che comunque, avendo metabolizzato quelle 3 ore di colloquio a cui lei faceva riferimento poc'anzi, le posso dire che suggerirò ai miei assistiti di richiedere interrogatorio al fine di essere ascoltati dagli organi preposti. Questo perché la loro versione alternativa, diciamo così, che è stata fornita, penso che necessiti, ha bisogno di ulteriori sviluppi investigativi e approfondimenti investigativi. L'incontro con la famiglia Barreca sarebbe stato casuale. Questo è quello che mi è stato riferito e di cui posso dare contezza. Sì, sarebbe avvenuto via Facebook. Entrambi mi hanno detto che l'incontro tra Barreca e Fina e Carandente sarebbe avvenuto per il tramite di Carandente e una delle vittime, Antonella, via Facebook. Ma i suoi predecessori avevano parlato di potenziali testimoni da ascoltare, lei farà lo stesso? No, allo stato no, non mi pare ci siano meno dei testimoni che servono, almeno in questa fase. Ci sono sviluppi investigativi tesi in questo senso. Ritengo opportuno che questi soggetti vadano prima ad essere, per così dire, ascoltati dall'ufficio di procura, i quali magari nel momento in cui vengono sentiti, trovano interessante qualche spunto di indagine, è opportuno che loro agiscono per tempi e per ovvi motivi. Ma avvocato, al di là del suo ruolo, che idea si è fatta di questa vicenda? Possiamo dire assurda? Sconvolgente? Sì, sconvolgente, è alienante. È alienante, devo essere sincero, perché adesso si parla di non solo fanatismo religioso, ma anche di interessi economici. Guardi, sugli interessi economici io non ho avuto modo, personalmente parlo, di porre l'attenzione su questo aspetto. Quali sono le sue prossime mosse allora, avvocato? Io caldeggerò, quantomeno chiederò un colloquio anche telefonico in videochiamata, in cui esporrò ai 2 indagati la necessità, secondo il mio punto di vista, di sottoporsi a interrogatorio. È una difesa che di fatto scarica direttamente o indirettamente la colpa su Giovanni Barreca. Vanno distribuiti quelli che sono i fatti così come sono accaduti, ovvero il Barreca dice una cosa, Miriam dice un'altra cosa, loro dicono un'altra cosa. Vanno un attimino chiariti alcuni aspetti, è opportuno che quantomeno la vicenda sia chiara. Questo è quello che pretendo io in questa fase almeno, per poi eventualmente agire, andare a difenderci o comunque andare in tribunale e farci il processo. Però almeno abbiamo una storia, una vicenda dai contorni chiariti in tutto e per tutto. Questo è quello che dico io. È tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.